Amici, buongiorno e benvenuti anche questa mattina all'oroscopo di giovedì 9 aprile 2020. Quindi diamo inizio a quel che è la lettura dell'oroscopo della giornata. Quindi vediamo cosa ci riserva questa giornata di giovedì 9 aprile 2020. Allora, iniziamo subito con il primo segno, che è del segno dell'Ariete, e vediamo cosa ci dice. Allora, Ariete, in amore, se pensate da tempo di chiarire qualcosa con la persona amata, fatelo adesso, che tira calma e calore da ogni parte, quindi siete circondati da positività. Se dovete farlo, fatelo adesso, subito. Potreste trarne giovamento. Per i single è il momento giusto per ricominciare. Attenzione solo a chi frequentate. Evitate persone malvagie, persone cattive, persone che fanno il doppio gioco, ok? Il lavoro, una luna ottima, vi permetterà di affrontare con disinvoltura certe situazioni di lavoro di cui avreste fatto a meno. Andiamo con il segno del Toro. Amore. Non aspettatevi troppo dalle persone che vi circondano, meglio fare affidamento sui vostri principi. Se c'è qualcuno che vale la pena amare, però non tiratevi indietro, siate partecipi, state fiduciosi in voi stessi. I single saranno invasi di inviti e divertimenti, accettate e svagatevi. Toro. Lavoro. Oggi dovrebbe filare liscio perché l'organizzazione che avete messo in piedi sta funzionando. I Gemelli. Amore, se state iniziando una nuova storia d'amore, dovete dare tempo al tempo e non pretendere risultati immediati. Le cose si fanno un po' per volta. Periodo interessante per progettare qualcosa di bello. Se siete single e da un po' siete in crisi, potreste vivere un momento di grande passione. Lavoro. Portate avanti tutti i vostri buoni propositi, sono favoriti, ma bisogna accettare l'idea che si realizzino a lungo scadenza, quindi a lunga scadenza è possibile, se no perdete assolutamente troppo tempo. Andiamo con il segno del Cancro. Amore. Ecco una giornata di serenità e di affetto per molti di voi. I pianeti sono dalla vostra parte e vi sostengono nel vostro percorso personale, indirizzandovi verso l'amore. I single proveranno sentimenti fondati su passioni reali. Molti saranno corrisposti. Lavoro, cercate di non abbandonarvi all'istinto negli investimenti, pensate prima di buttarvi a capofitto. E adesso andiamo con il segno del Leone per tutti i leoncini. Allora, Leone in amore. Preparatevi a vivere una giornata molto impegnativa, tale da rendervi difficile ritagliare del tempo per il partner e la famiglia. I single vivranno una giornata serena in attesa di scatenarsi
prossimamente. Lasciate libero sfogo alla fantasia, usate la testa. Lavoro, prendete al volo le piccole fortune che vi capiteranno, anche se non è un periodo molto buono, torneranno comode. Il segno della Vergine. Allora, Vergine, amore, oggi nonostante la vostra ricerca interiore vi troverete sereni e amati, anche se sussiste ancora qualche piccolo cruccio con persone care. Siate calmi e sereni. I cuori solitari che stanno seguendo un percorso di autoanalisi faranno bene a continuare. Lavoro, è il momento di riflettere e di fare un piccolo bilancio della vostra situazione professionale. Bilancia, amore. Dopo tanti momenti di euforia ritorna anche il clima giusto per proseguire nelle cose a cui tenete per davvero. Se avete un partner accanto potrete dedicargli tutte le vostre attenzioni. Tempo di pausa per i single. Attendete il momento migliore per buttarvi a capofitto. Lavoro, sul lavoro oggi le cose non sono al massimo, ma per fortuna c'è Marte a sostenervi e a farvi proseguire per la vostra strada. E adesso andiamo col segno dello Scorpione. Amore. Avete tutte le possibilità per conquistare la persona che vi interessa. Cercate dunque di farlo per il miglior modo possibile, restando voi stessi. Anche i single dovranno essere sinceri sui sentimenti che provano per una persona vicina. Lavoro, fatevi valere oggi. Se avete dei progetti, ora è il momento di tirarli fuori e di cercare di mostrare agli altri il vostro valore, perché voi valete. Il segno del Sagittario. Amore. Il Sagittario, in amore siete troppo distratti in questo periodo, dedicate più tempo alla vita amorosa se non volete seccature che potrebbero travolgervi. Ecco. I single invece sentiranno il desiderio di tornare ad amare senza inibizioni. Lavoro, impegnatevi di più in quello che state facendo. Passerete una giornata piacevole programmando nuovissimi progetti. Capricorno. Allora, il Capricorno in amore, la mattinata potrebbe un po' deludervi, quindi rimarrete un po' delusi, ma la serata potrebbe essere elettrizzante. Evitate ogni litigio con la persona amata, restate calmi. Alcuni single potrebbero allargare la cerchia delle loro amicizie, ma bisogna essere prudenti nel coltivarle, ok? Nel lavoro, periodo fortunato per la sfera lavorativa, ma siate comunque più razionali e la fortuna vi bacerà più spesso. Acquario. Amore. Una persona cara potrebbe farvi qualche dispetto. Occhio, attenzione. Non prendetevela perché sta attraversando un momento difficile. Chi è in coppia potrebbe ricevere una bella proposta dal proprio partner. Incontri davvero interessanti per i cuori solitari. Lavoro.
Oggi avrete molte opportunità per proseguire nel vostro percorso di crescita. I pianeti sostengono le vostre iniziative. E infine il segno del pesce. Pesce in amore. Se avete voglia di scoprire se il partner vi ama davvero, vuol dire che non siete sicuri dei suoi sentimenti, avete dei dubbi. Non ascoltate i consigli degli altri, ma cercate di pensare da soli, perché gli altri vi possono confondere le idee e vi danno cattivi consigli. I single cercheranno di lasciarsi alle spalle gli insuccessi e si lanceranno in nuove avventure. Lavoro, buone prospettive di successo per il lavoro, ma trovate anche del tempo da dedicare a voi stessi. Benissimo, ed era così l'oroscopo della giornata di oggi, giovedì 9 aprile 2020. Io dico sempre per i nuovi che visitano questo mio canale, la prima cosa, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, così facendo vi arriverà la notifica per il prossimo video che io vado a caricare o per la prossima diretta live, perché a giorni ci sentiremo in diretta live. Non dimenticate di condividere sul vostro profilo Facebook, così facendo mi ringrazierete sicuramente e facciamo in modo di far crescere sempre di più questo mio canale. Se avete bisogno di me, nello scroll qui trovate i miei numeri di telefono, sia per consulenza nel privato di cartomanzia, sia per parlare di ritorni e legamenti d'amore, per coloro che vogliono far tornare la persona amata, far impazzire la persona amata e farla tornare da sé. Se avete bisogno di tutto questo, chiamatemi e io sarò a vostra completa disposizione. Come io dico sempre, vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo oroscopo, cioè a domani, ed a tutti voi vi raccomando sempre di restare in casa, di collaborare con la riuscita del successo per quanto riguarda uscirne da questo momento difficile del coronavirus. Signori, vi abbraccio e come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi, un super abbraccio e a domani. Ciao a tutti.